Prima di venire qua stasera, siamo un attimo informati della storia del paese e che abbiamo scoperto che tanti anni fa, dove che adesso sorge sta quasi bea piazza, che c'era solo che campi. Campi, siese, fossi, campi. Questi campi c'era solo che le due baroni, i quali sbaruffava da sera a mattina, da mattina a sera, par via di un fossetto che divideva le due proprietà. E uno scavava il fossetto, stato in piena, uno scavava, stato in piena. E no, avanti così anni e anni. Che aveva presente, voi altri, una casa di campagna? Sì o no? Ah, ecco, parevami. Tutti in città qua. Che aveva presente una aia di una casa di campagna, con tanti animali da cortile. Proviamo a creare un attimo l'atmosfera. Non so, un po' che di gaine. Ecco, mi fai le gaine guardi qua. Da sta parte qua è mucche. Sono 3 pecorelle. E il gallo. Basta uno solo gallo. Do 3 serpenti a sonagli. Specchio delle mie brame, chi sia il più bello dell'uomo? Somi. Bel. Somi. Bel. Specchio cortese. Chi sei il timone del paese? Sei tu. Oh, brutolo, amaro, marso, verme, onto, Ha fatto fatica andare in moto? Formolo! Non mi sono neanche mosso. Non toccare brutto! Che? Cambiami il senso e non ti si può andare in moto. Vieni qua che ti cicchetto sulla candela, avanti, vieni qua. Te hai fatto una frattura? No, grazie, ricevute fiscali. No, no, Fallo! non sono neanche mosso. Non toccare questo! Fallo tutto mio! Fallo! Non toccare! Non toccare questo! Ah, non ho capito proprio, o te parli una lingua, ma ti deve essere giapponese, ti deve essere da Saonara, ti deve essere giapponese, Non toccare questo! Fallo! Non toccare questo! Non toccare Mettiamo i sottotitoli per non capenti perché qua non capisce niente nessuno, sa. Quella posso! Qua non ne fossetti. Non è il mio! Scusa, no, può essere che anche mi sia orbo ciecato. Ma voi altri, che si pisa, morda che a te che è una educazione. Para che definio e cose. Anche de goito che definire poesie di primavera. E noi dopo i servizi, anzi stare dopo i servizi. Come posso mio? Goito, può darsi che mi stia orbo ciecato. Ma voi altri, che... Guarda che il chiama Erode qua. Vedi io Fossetti, no? Perché può darsi che qua... Vedi io Fossetti, guarda. No? Ah, no, che ne Fossetti qua! Guarda che vi ho fatto scavare, sai io!
Come non che sei fossetti? Scusa, ma no, guarda che vedi io fossetti, guarda. No. No! Ma che sei un fossetto largo 9 metri. Ara! Vedi io fossetti qua, guarda. No. No! Guarda che io faccio scavare di nuovo. Ma io amici miei. Che se ne frega? Guarda che sei un fossetto largo 9 metri, fondo 5 metri e mezzo. Qua. C'è pieno di acqua onta nera marsa. Toppe cane grosse così, sorsi. E dopo che sei alligatori, caimani, gna, gna, magno, gna, gna. E dopo che sei elefanti, pure l'osso. E dopo che sei pesci piragna, agna. Corrente! Che corrente? Cosa c'entra corrente? I pisci che spine che vorrà, corrente. E dopo che sei ippopotami, anaconda, serpenti a sonagli, boa, Ma scusa, giraffe. ma se è un fossetto o un zooparco? Non so perché. Ma no, comunque anche si qua, chi fosse che dico, fossetto. Credo, caro, che mica abbia paura del suo fossetto. Sai cosa che fa su me? Adesso, Oh, Maria Santa. a me fa schifo il suo fossetto qua. Sai cosa che fa su me del suo fossetto? Ah, no. Mi il suo fossetto lo. A te taglio a cuore, sa se te parli ancora. E dopo dice l'infanzia abbandonata, ma tutti quasi. Dottore orfane. Credo che mi il suo fossetto lo scavalco. Senti come scandaglio bene parole. Scavalco. Guarda là. Hai visto che te che pesta una boassa? Hai visto che il signor te che ha fatto vedere? Puoi anche dirmelo prima però. Capo 2, punto secondo. Dammi subito indietro la potestà. Chiudo qua. Chiudo indietro qua. Dammi la vendita subito. Che non me ne impresa. Chiudo la vendita subito. Che non me ne impresa. E rastreo per piacere. E rastreo subito indietro. Dopo me è a falsa, a falsetta. E a mieti trebbia. Dopo dammi indrio il marteo. Il marteo è il coso là. È come si pianta. È in Black Decker. Quei punte quelle lunghe. Per piacere. 1,5 kg di ciodi. Dopo che era 4 viti di pressione. 1,5 etto di zucchero. Dove veramente rosmarin. Dio subito. Dio tutto. Che in carto o porta a casa subito sta roba qua? Subito qua, immediatamente. Allora non sta a far mentire, allora sa. Perché se ti te vai in drio subito sta roba qua. E ora ti caro il mio bel moretto, dammi in drio subito me moglie. Me moglie. Come moglie? Sicuro, me moglie. Ma si agera, tocchi agera. Ma non te vorresti mica dirmi che ti mi ha fatto un piacere a montarmi o no? Ora? Disgraziato che non ti sia altro. Ho tanti di chi problemi, non so come si abitua ai ragazzi, ma sto anno. Ma so entra dentro i miei possedimenti. Chi 700-800 campi che ho. So entra dentro una mattina e guardare il campo a uno. Guardare zolla per zolla. E che godito? Cosa? E che godito? Ai campi? Sì. Perché ti parli qui campi? Anche ma sa. Ah, te che è un linguaggio che è terra a terra, per forza. Guarda uno a uno le zolle e godito. Sto anno. Soia. Te hai detto sto anno soia? Sì. E ora cosa ti hai risposto? Io soia. E insomma il giorno dopo sono andato dentro quei camion pieni di semi. E semi. Sono seminarte anche a te. Semi dappertutto. Agoito, soia, il Giappone pieno di soia. La Cina piena di soia. L'America, soia. Niente non si viene fuori. Niente? Sotto? Si veniva il sotto. Arzo? L'arso. Deserto? Siccità. I campi erano ridotti a dei deserti. Che bisognava andare col fuori strudelling dei campi. Mica il paiaro. E mica sui succhi. Che non poteva neanche passare col ratro perché era di che spese. Così. Ti te mettevi il semo in te la spesa e il semo te guardava e te ne mandava. Chiaramente dove mi hai messo? In piazza? No! C'era così suto, Vara. Ma così suto che gli alberi
che correva dritto ai cani che diceva pissami addosso, pissami addosso. Già era così suto, ma così suto, che vacche faceva latte in polvere. Insomma, ascoltami, perché ti oltre a essere coltivatore, hai sido anche allevatore. Allevatore, alleva vacche, è tutto me. Ma quanti capi ghetto? Neanche un capo, tutti i compagni, non mi sapere mi. Ma no, quante vacche ghetto? 60. 60? 60. 60 vacche? La mattina, sono entrato dentro la stalla, guarda una e me vacche, e ho detto, sto anno, latte. Guarda mica di sopra. Cosa vuoi tu dire che è una vacca? Sto anno caffè? Sto anno latte no? Sono subito corso fuori. Se andai al consorzio e mi hai detto ti caro per fare latte bisogna che te modernizzi. Sta vecchia. Bisogna che ti metti il computer. Computer? E il computer? Il computer? Mi computer. Tu il computer? Sono andato subito a Padova. A comprare un computer. E te devi comprare e olivette. Ma qua olivette, che olivette? Te devi comprare il pomodoro. Ma qua è comodo. A comprare l'Atari e il computer dei Boari. Insomma, sono io fuori dal computer con tutte quante le periferiche che interfacciare vacca per vacca, un floppy ognuna, Dove tocca sai il floppy? segreto. Il lotto ma non ero contento. No! E ora sono andato alla latteria del Ponte Tese e ho detto cosa voglio fare qua? Cosa voglio fare qua? Te che da mettergli a musica. A musica? A musicati? A musicati? Sono in giro tutti quanti ingiustrari, sono alle feste dell'unità, sono partito, ho portato via tutte quante queste casse che era. Casseotti, buffer, Twitter, Twitter. Insomma, ho fatto una stalla, vai. Una strada, vai, Una stalla, vai. E dopo non c'è mai PJ? Ma non c'è mai PJ? Chi sei che te dice Non c'è mai PJ come sti qua del Radio Centrale Padova? Avete mica che dici sopra, Mattino te ne mai in discoteca. Mattino che sai che non si dice PJ. Ma no. No caro, si dice DJ, dischi, jockey, no? No, un altro genere, mise PJ, pince gaine. Tutto un altro genere. Tutto un altro sistema. Ascoltami, ma con tutto il sutto e l'arso e l'arido che era, ma non ti puoi irrigare. Ho saputo irrigare che l'acqua è tutta quanta inclinata. Non si può. È fatto sai che l'acqua si inclina, che adesso non si capisce più niente di sto sutto, di sto arso. Cambia le stagioni. Una volta che era che bei 4 stagioni, adesso è diventato capriccioso, sacramento. Che non si capisce proprio più niente che i mandai anche studiosi, no? Come no? I mandai studiosi al polo nord e al polo sud, al polo alto, a Porto di Cantoni, i mandai a studiare sto fatto di sto sutto, di sto arso. E i gaitori che i intelligenti, che a colpa di tutto sto sutto, le del buco nel sono. Di chi sia? Del buco nel sono. Ma c'è colpa. Sì, dell'effetto serra. Ma ora te vuoi farmi incanare come una bestia? Perché? Te sarisse, che avevo mandato gli scienziati a spendere miliardi su miliardi che dopo mi mette le tasse. E tasse? Che dopo anche l'altro giorno, non so se vi avevi seguito, voi siete tutti quanti in vacanza, si prima tornare, ma che a Ferragosto che ha messo a tassa nuova. Io ho messo a tassa nuova? E ha messo a tassa sulle tette. No, a tassa sulle tette? A me viene a ridere a pensare a quello che dovrà pagare Carmen Russo e Serena Grandi. Tu. E risolverà il problema dell'economia italiana. E ora al posto dei capisci che do l'omplay, E a tassa sulle tette Scusa, che ha messo. ma perché proprio a tassa sulle tette? Fin adesso le tasse pagava solo che i coglioni, non cagliare. E insomma, i scienziati al polo nord, miliardi solo miliardi che dopo paghiamo altri. A studiare l'effetto serra. L'effetto serra. Se corre l'effetto serra. Ma se sei 30 anni che io conosco l'effetto serra, vedevo andare a mi sparagnava. Ascoltami, ma chi credo di essere? Eugenio? Mi ricordo
Ma chi crede di essere Eugenio? Eugenio. No, di sì, mi dicono sì, Eugenio. Mi ricordo come che fosse adesso che avevo 12-13 anni, al pomeriggio partivo col motorino, mio papà mi correva di io e mi diceva ciao piccolo, ho fatto sera! E questa qua è la scienza. A te vorresti contarmi queste baiotte quanti? Ma vai, e mi perdo tempo così, perdo tempo. I miei vensi dei veri problemi, altro che una mattina ciappo, vago su dai scai verso la porta, mi tiro su il rostreo. Ma questo è il mero strega per piacere da midrio. No. Ciappo su quello che prima era il mio rostreo. E vago in te il mio bel podere, perché volere vuol dire podere. E bisogna sapere per non sapare. Egoito, stamattina mi tiro sul raccolto. E ora te fai qualcosa? Stamattina mi faccio due bei covoni. I due covoni là, se mi per piacere. Guarda, non sta a toccarmi i covoni, perché ti taglio le patate. E ero là in quel campo che tiravo su spiga con spiga, 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 che avevo vinto tutti i cocci del Mulino Bianco. Spiga con spiga, spiga con spiga, che avevo fatto un puzzle di spighe. Spiga con Odore, spiga. che puzzle. Puzzle, corrido mica di sopra, cosa lo dicevate? Quando tutto d'un tratto È il coro! eh? Pasta del Vaticano! La pasta del Vaticano, il dentifricio che vi dà un alito della Madonna. Nighi, 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 nighi. Scusami un attimo, ma mi sono là in quel campo che sudrio lavorare co fa un negro, che sudrio suare co fa un cavallo, e ti te mi salti fuori co pasta della... Allora vedi tu queste robe qua? Televisione? Ah, mi guardo solo che ha pubblicità. Mi guardo solo che ha pubblicità. Chi mi interrompe in continuazione con i tocchettini del film vara un nervoso. Ah, ho capito che era la televisione che te guardi ti. Ti te guardi che a televisione quel nato pieno di schei, nato vissuto passuto mica asso che fa vita... Berlusconi! Pieno di schei che compra tutto. Tutto il compra colà. E compra standa e compra. So, E compra Mondadori e compra. so, E compra il Milan e compra. so. E compra l'AIDS e compra. L'AIDS compra. Sì. Cosa che ne fa la fuori? E se trasmette bene, ora no. Ma ti non te che da guardare quelle robe lì? Ti non te che da guardare che te zitti che devi guardare una roba veramente culturale con la cul maiuscola. Una roba che ti fa una scultura cramentosa. Te che da guardare le telenovelas. Roba da femmine! Che roba femmina? Telenovela. Roba femmina. Non manda che qua si ne va. Guardi io le telenovelas. Anche Toppassi vedremo. Anche al Toppassi vedevo. Aiutante tutto quanto. Io guarda, hai visto? Guarda che avevo visto l'ultima telenovela Venetas, quelle che le venivano fuori appena adesso. A telenovela veneta? Sì, Il diritto veneto? telenovela Venetas. Mai sentiami? Uccelli di Rovalon. Così è la mia tanga qua. Che quando che mi guardo la telenovela mi metto là davanti alla televisione perché se mi mettessi a dire non vedrebbe proprio un caso. E mi metto là, rimango come rapito. Rimango come estasiato. Come esterrefatto. Ma comunque cosa sono io di dire? E ieri di dire che ieri di lavorare che fa un negro. Sì. E ieri di suare che fa una mandria dei cavalli. Quando tutto d'un tratto che taglio a goea che coro. Quando tutto d'un tratto si calcia un vento. Il vento. Com'è che fa il vento? Come fa il vento? Come fa il vento? Ci sei i lupi qui, tu.
Il vento di tutta la come fa il vento? Qua a bocca no, con qualche altra parte che... Fa subire il vento. Che dopo gli dice, Tosi, devi venire a fare animazione, dopo ne tocca fare rianimazione, dopo ne tocca... Come è che fa il vento? Che non era un vento normale! No! Era di più di un vento! Era di più di un vento, c'era un 40 o 50? Era un vento tremendo che... Era un uragano! Un uragano! Era un ciclope! Un ciclope! Era un vento che prima l'è andato e dopo l'è tornato. Tornato insomma. Scusa Mario. Eh. No, vero, per non credere a quello che ti dici te, per carità. Ma Dio, questo qua è il campo mio. Boh. Qua che c'è il fossetto, là che c'è il campo tuo. Mio. Boh. I sei praticamente adiacenti. Io qua sotto arso, neanche una giossa di acqua, e là vento e piova tornado ciclone. Ma che vuoi che te creda? Cioè, quando l'uomo allesti male può pissare in letto e dire che cazzo hanno. Che sto vento tremendo, il m'ha buttato per aria tutto quanto è raccolto. Una spiga di qua, una spiga di là, una spiga tremenda. Oh. Che ha poco da dire, su, date foraggio. Che date foraggio? Uno gli dice, stamattina... Cosa sei che ti metti? E tu da sera che vuoi suggerirmi, no, so. Che uno gli dice, stamattina vado a tirarne sul raccolto. Se l'è raccolto? Ma se l'è sparpanato, cosa dico? Vado a tirarmi sul sparpanato, no? Che dopo del vento... Cura! Dopo del vento, se piovuto, chicchi de grandi grossi come ovi de strusso. Meteoriti, slavine, neve, tomba, tini, tutti là. Tutto grandinate e tempestate, diamanti, chiaramente mi sono fatto anche l'orologio nuovo. Chi butto che te crede queste baionase che te conti scontene No, a chi nasce sfortunato che piove sul culo a star sentato, io non so, guarda che dopo il suto, una mattina, avverso la finestra e vedo venire avanti una nuvolassa nera. Nera? Ma guarda, nera. Nera. E quanta nera era sta nuvolassa nera? Ma già, ieri era nera, Nera? Nera. Ma nera. Nera. E grande. Grande. Cioè, guarda che il mondo dovrebbe farlo, mi qua. Sto fermo. Che una crisi di identità. Grande ieri. Grande. Era grande. Quanto grande era grande? Versi da un attimo, scusa. Versi. Era grande, no, non è più. Versi là, ti in prima fila. Versi, ma. Anche sta, anche. Versi là, ti da in fondo. Là, bravo. Fa che versere macchia tu sei te. Versi là. Era grande così. Grande? Voi so salvo. So salvo, piove. E se piovo radio. E mise piovò frigoriferi, freezers, tostapanni, vibratore dammi a mia moglie. Ma no, se piovuo gocce radioattive, roba amassa. Gocce radioattive su di me. Tipo quella è piovuo. Cromenta. Morda una roba. E che aveva un orto io. L'orto mio, Tosi. Che era un'offesa chiamarlo orto. L'orto mio? L'orto suo erano... Non te dovevi chiamarlo orto. Niente. Te dovevi chiamarlo la valle dell'orto. L'uomo del monte ha detto... Oh cacca. Vabbè, cosa ho detto? Oh cacca. E arrivava coi tir. E tirami da qua, e tirami da là. E arrivava qui scarta e pilla. E verdure sue. E verdure mie. Era da mostra da esposizione verdure sue. Verdure mie, Tosi. Guarda, avevo dei chesuche, senza esagerare, dei chesuche, guarda... Varsi là un attimo, scusa. Varsi là. Dei chesuche così. Tutto. Una ottava misura. Tipo
Tipo quelli di prima Carmen Russo e Serena Grandi. Che quelli quando va su un negozio di biancheria intima. E comincia un po' a disagio perché è una domanda che misura a quante atmosfere. Insomma, che avevo dei sucche così prima della nube. Dopo a nube, due succhette là. Amanda Lear, non so se è che sei. E teghe. E teghe? E teghe mie, tu. E teghe sue? Guarda, che avevo dei teghe. Vaggi là, vaggi là, scusa, vaggi là. Che avevo dei teghe così. Sì, dopo a nube, due tegoine là. È colpa è stata tutta quanta della Biancanube e i 7 nano curì. Che vi ricordate che volta voi andate a Cernos Beach? Vi ricordate di Cernos Beach? Come si ricorda che Che mattina hai detto lei in arrivo le radiazioni e nessuno era buono a vedere le radiazioni. Perché? Perché era i nani che curriva e currite qua, e nani curriva, e nani curri. Che curriva per tutti i cantoni di ieri Bonezza, parlo. Che a mattina le piovuo potassiolo. Potassiolo. In te campo tuo. Guarda che roba il potassiolo. Che le piovuo cesiolo. Anche il cesiolo si piove. In te campo tuo. Guarda che affare. Che le piovuo stronziolo. Con canca In te stronzo. campo tuo. Per cui dopo il tuo campo ieri era tutta una merda, no? E ho detto, se il campo suo è così, andiamo a vedere come lei ha ridotto il campo mio, no? Le verze morte. Che sei Mars ste versi qua? Le verze morte. Mamma che odore! Le verze morte. Vedi io che anche i vermi? Là in fondo all'arte. Sì, se la in fondo, C'est la chanson. Ah, se lascia. Io canta, fa amore tutto, io canta. Dea distruzione. Se puoi dirlo, guarda che affare. Mon parfum. I pevaroni. Anche i pearoni c'è. E poi mi sapà correstare là. E tutti i giorni mi goina Tanta de che là. e poi mi sono restato un par di occhi Marago fatto d'oggi. vedendo che moriva anche i fenocci. Io ne sta un bene, non potevo vederli mi però. Ma guardati che razza di scarogna, sei morta tutta quanta Catalogna. Anche a Catania. E allora amico dito mondo infame, sei morte tutte quante me anziane. E allora amico pensate proprio a fine, Sì, a fine, ma. vedendo che moriva il tegoine. E allora amico pensai ai tempi miei. Ti ricordi, Mario? Più che essere un francese mi pare essere un ciosotto però. C'era ancora vivi i ravanei, le verze morte. Le verze morte. Le verze morte. Là in fondo all'orte. Guardalo! Tony! Oh! Ma Tony! Oh! Ma Tony! Ma caro Tony! Caro Tony! Ecco qua! Nasa, Nasa! Cosa sei? Caro Tony! Coito, caro puntini Tony! No caro Tony! Pure mi pareva di aver sentito... Ma Tony! Ma Tony! Ma caro Tony, caro Tony! Veramente mi hai fatto cascare sul serio stasera, ma... Nasa, Nasa! Sento dove sta fico sta supposta qua, mi? E se dicevo, puta caso, carotino? Oh, fa un momento, come dire, un giramento di testa. Ti te crei problemi di circonvallazione, caro mio. Sì? Cosa che sia? Che sia che ti controlla la pressione. Stavo controllando solo che candè l'olio, ma cambia spasso e... Ti te crei il polistirolo alto. Sì? Sì. Che sia perché so grasso. Espanso, sì, espanso. Eppure
Eppure sono stato l'altro dia dal dottore perché sono andato a cambiarmi il Black & Decker che non mi funzionava proprio. E ora dato che